In libreria l'ultima fatica letteraria di Andrea Camilleri, La regina di Pomerania e altre storie di Vigata. Nel frattempo, su invito del rettore dell'Università La Sapienza di Roma, Luigi Frati, il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, ha presenziato nella capitale alla cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa allo scrittore empedoclino. In occasione dell'evento, Andrea Camilleri ha sostenuto una lectio magistralis intitolata Uno scrittore italiano nato in Sicilia. Camilleri è stato inoltre insignito di un ulteriore titolo accademico, Storia dell'Europa, Gloria Scafè. Il maestro della letteratura nazionale, nonché padre del commissario Montalbano, Andrea Camilleri, riceve il dottorato di ricerca honoris causa in Storia dell'Europa. Il prestigioso riconoscimento viene conferito dalla Sapienza Università di Roma. Il Collegio dei Docenti, a conclusione degli eventi organizzati in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ha considerato con particolare interesse l'apporto del dottor Camilleri per aver avvicinato i lettori a momenti significativi della storia nazionale, aggiungendo attraverso i suoi romanzi uno sguardo efficace alla cultura e alle vicende della Sicilia. La cerimonia, che ha avuto luogo nell'aula magna del rettorato, è stata introdotta dalla prolusione del rettore Luigi Frati e seguita dall'elogio del coordinatore del dottorato di ricerca in Storia dell'Europa, Giovanna Motta. Andrea Camilleri ha concluso la cerimonia con la Lectio Magistralis dal titolo Uno scrittore italiano nato in Sicilia. Nella terra di Pirandello arriva ad un altro agrigentino un riconoscimento così importante per la sua pluridecennale attività culturale. Cosa rappresenta per lei questo conferimento? Beh, a parte l'onore altissimo che mi viene fatto di avere una laurea d'onore alla Sapienza, che non è poca cosa, la particolarità del conferimento, del tema è quello che mi interessa moltissimo, perché mi è stato dato per i miei scritti che riguardano la Sicilia nel quadro del post-unitario, diciamo, che è un argomento che è nella maggior parte dei miei romanzi storici e che è un argomento che mi sta molto a cuore. Quanto è grande il suo orgoglio di essere siciliano, quanto è grande il suo orgoglio di essere agrigentino? Senta, io non ho orgogli a priori, io ho orgoglio quando la mia terra fa delle buone cose. Non sono orgoglioso sempre e comunque della mia Sicilia quando la mia Sicilia non fa buone cose. Bisogna essere sempre molto obiettivi, mettendo anche da parte gli amori, gli affetti e riconoscere sempre quando ci sono degli errori. La Sicilia è una grossa pedina della politica italiana e internazionale e di questo la classe dirigente isolana è perfettamente consapevole.